Con il direttore della fiera Benedetto Ezzi parliamo di TTI Sardegna, seconda edizione, formula non tanto riaggiornata ma comunque ci sono delle novità, per esempio un ampliamento di spazi espositivi e la presenza di operatori stranieri, statunitensi ed indiani. Sì, la formula chiaramente è sempre quella perché è una formula vincente. Sottolineiamo però una presenza di circa il 20% in più di strutture alberghiere e ricettive che hanno raggiunto il numero credo di 115-120 e abbiamo un numero importante di buyer che arrivano da circa 20 paesi, giustamente si sottolinea la presenza di una nazione emergente e ricca qual è l'India e gli Stati Uniti, i buyer sono circa 165. Chiaramente l'avvenimento si inserisce nel calendario fieristico arricchendolo ed impreziosendolo perché ci proietta in una dimensione che è quella internazionale, che è un'aspirazione a cui naturalmente la nostra fiera tende, il che ci consente di attivare e di avviare anche altri discorsi con importanti poli fieristici italiani. È stato citato la fiera di Rimini con la quale svilupperemo discorsi che vanno sicuramente a toccare anche altre tematiche importanti. Un primo esempio, direttore, molto importante di questa interazione con gli enti e le istituzioni. Le istituzioni non possono restare fuori da un discorso di programmazione commerciale, turistica e la fiera deve diventare naturalmente il punto di riferimento. Tra l'altro quella di Cagliari è l'unico quartiere attrezzato. Io sostengo che una regione senza un'organizzazione fieristica è una regione povera perché ci si presta chiaramente ad improvvisazioni, ci si presta anche a fatti speculativi. Le regioni più avanzate in questo settore, cito ma solo ad esempio il Veneto e la Lombardia, che è pur vero che agiscono in un contesto diverso, però hanno creato dei poli fieristici che interagiscono tra di loro e riescono a coprire quelli che sono gli interessi di un'intera regione, proiettandosi, lo dicevo prima, anche in un contesto internazionale che oggi è veramente quello che conta. Colpisce sicuramente vedere questi 5.000 metri quadri suddivisi in 3 padiglioni che sono finemente allestiti, quindi una cura nel dettaglio e nel particolare. Abbiamo aperto il salotto buono, d'altronde non potevamo come dire, pretendere che qui ci fosse la rappresentanza più pregiata delle strutture alberghiere e poi presentare un arredamento spartano, il tutto si equivale e credo che la prima impressione degli ospiti stranieri sia stata altamente positiva, non solo dal punto di vista estetico ma anche dei profumi che in queste sale si respirano e soprattutto dalle immagini che vengono proiettate continuamente sugli appositi schermi. Insomma, un'ottima promozione per la Sardegna tutto e per il territorio regionale. Grazie direttore. Grazie a voi. Okay. Ah, no,